Sono Lukas Löwe, sono nato in Germania, a Heidelberg. Sono qui in Sardegna da quando avevo 5 anni. Ormai sono più sardo che tedesco, o almeno mi sento più sardo che tedesco, anche se sono un mix delle due realtà. Sono artigiano dal 1995. Lavoro la trachite e l'argento. Ho iniziato a lavorare come orafo, realizzavo insieme ai miei genitori i gioielli pezzi unici e quindi portavamo ogni volta, facevamo le mostre in Germania e ogni volta portavamo qualche cosa per decorare. Una volta abbiamo portato delle fico d'India, delle foglie di fico d'India, ovviamente vino, pane carasau, formaggio. Alla fine si portava un po' di Sardegna in Germania. E alla fine, un anno, abbiamo realizzato questa composizione con questi pezzi di pietra, con questi tetti, con queste spaccature. Molto semplici, molto essenziali, giusto una porta leggermente incisa, una finestrella, giusto l'idea di una casa. Doveva essere soltanto una decorazione, nient'altro. E alla fine sono piaciute a tutti queste casette, queste sagome di casa. Col passare del tempo ci siamo specializzati nella lavorazione della trachite e abbiamo unito i laboratori di metalli, le conoscenze del laboratorio orafo, con questo nuovo materiale. Mi sono innamorato di quest'isola. Alla fine quest'isola ha un sacco di cose nascoste, di piccoli tesori non valutati, non sfruttati abbastanza, e alla fine è una cosa che mi interessa molto, usare tutti i materiali possibili sardi, o almeno cercare di realizzare delle cose belle con i materiali sardi, anche quelli più poveri.